Si interrompe l'imbattibilità ai tie-break della Bosca San Bernardo Cuneo, che nel loro ultimo turno di recupero del girone di ritorno cedono di misura 13-15 alla Bartoccini Fortinfissi Perugia. Non arriva un pieno regalo nel giorno del compleanno di coach Pistola, che conquista comunque un punticino in ottica classifica e guardando un po' più in là per i play-off. Un inizio set giocato punto a punto tra le due formazioni, con Bisi che risponde a tono agli attacchi di Carcases. L'equilibrio dura fino al 18 pari, quando è Perugia a conquistare un break di 5 punti e chiudere poi sul 22-25, complici anche i tanti errori a servizio di Cuneo. Approcciano subito in maniera aggressiva le padrone di casa nella seconda frazione, costringendo coach Mazzanti a esaurire i time-out sul 13-6. Perugia tenta di sfruttare il turnover, ma deve cedere ai colpi di Zacaio e compagne che chiudono i giochi agevolmente 25-17. Cuneo impone il proprio gioco anche nel terzo set, fino a quando la maledizione dei posti 4 colpisce anche Gaia Giovannini, costretta a lasciare spazio a Stiepic sul 7-3 per un sospetto infortunio al ginocchio, poi scongiurato già nel finale di set. Cuneo riesce a reagire mentalmente conquistando addirittura il più 12. Non basta il break di 5 punti di Perugia e nemmeno l'aver annullato 3 palle set a disposizione delle biancorosse, che chiudono 25-20. Al rientro in campo è Cuneo a subire la reazione delle Umbre, seppur maggiormente fallosa in battuta. Il quarto set è un'altalena di vantaggi e recuperi da ambo le parti, che si chiude solamente ai vantaggi 24-26, con Perugia che butta il cuore oltre l'ostacolo e oltre la rete per trascinare anche questa sfida al tie break. Non si scoraggiano le gatte che vanno al cambio campo sull'8-4, ma che non fanno i conti con una Perugia che non si arrende mai e riapre il quinto set sul 12-12, chiudendo poi con la giusta cattiveria agonistica 13-15. Elena Velkova sigla 20 punti e si aggiudica il titolo MVP e la sua Perugia conquista 2 punti per allontanare Brescia e la retrocessione a sole 3 gare dal termine. Sono tanto contenta che siamo uscite fuori un po' dal buco del secondo e terzo set. Secondo me ci siamo un po' sciolte perché all'inizio volevamo tanto vincere, sapevamo che la partita è importantissima e quello che abbiamo fatto vedere alla fine era bellissimo.